Un episodio di violenza avvenuto ieri pomeriggio a Udine, sicuramente da condannare, ha coinvolto alcune persone e soprattutto ha suscitato molte perplessità e preoccupazioni tra gli esercenti e i cittadini di Udine, ma sta creando anche delle contrapposizioni all'interno della politica. Possiamo anche far vedere le immagini, le faremo vedere tra pochi minuti, quello che è accaduto, probabilmente l'avrete anche visto nel corso del nostro telegiornale. Eccolo qua, immagini che si commentano da soli, magari anche con l'audio acceso, se è possibile. Ecco, una vera e propria zuffa accaduta poco dopo le 5 del pomeriggio. Pensiamo, non siamo alla periferia di Udine, non siamo in un quartiere, ma siamo nel pieno centro cittadino. Oggi volevamo affrontare questo argomento, peraltro noi abbiamo messo il titolo, screenshot violenza Udine serve l'esercito, abbiamo messo questo punto di domanda anche per capire da voi stessi a questo punto che cosa può servire, ma magari la stessa domanda la rivolgeremo ai politici e loro ci daranno le risposte. 345 99 56897, a partire le prime risposte dal sindaco di Udine, Pietro Fontanini, collegato con noi. Buonasera sindaco. Buonasera, buonasera. Sindaco, io le faccio subito la prima domanda. Noi l'abbiamo messo, serve l'esercito, secondo lei sì o no, di fronte a questi fatti? Serve maggiore determinazione da parte delle forze dell'ordine. Io stamattina ho scritto una lettera al questore chiedendo che ci sia più presenza di forze dell'ordine in città. Ricordo che le forze dell'ordine sono rappresentate dai carabinieri, dalla Polizia di Stato, dalla Guardia di Finanza e dalla nostra Polizia locale. Quindi c'è un insieme di forze che possono dare risposte concrete a questi episodi. Episodio gravissimo che si è verificato in via Vittorio Veneto, quindi nel centro della città, e oltre a essere più presenti ho chiesto al questore che queste persone siano identificate e espulse dalla città. C'è l'istituto del foglio di via o del DASPO urbano, bisogna applicarlo nei confronti di queste persone che vengono a Udine, tra l'altro sono mantenute a spese della collettività perché sono quasi tutti richiedenti asilo ed è bene che se questi comportamenti continuano a far capire che a Udine non si scherza, che chi si comporta in questo modo non è degno di restare in città. Ecco perché chiedo maggiore determinazione nei confronti di chi ha la responsabilità della sicurezza pubblica, in questo caso il questore. A questo proposito dico anche che lunedì mattina ci incontreremo in prefettura per fare il punto della situazione. Il prefetto ha convocato il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza per fare il punto di quanto è accaduto ieri a Udine, ma non è l'unico episodio, purtroppo ce ne sono stati altri nel passato e purtroppo le cronache registrano continuamente queste cose che creano allarme e soprattutto preoccupazione in chi crede in una città dove la sicurezza sia una realtà e soprattutto che i cittadini devono comportarsi tutti correttamente. Senta Sindaco, lei ha fatto questo atto, insomma, scrivendo al questore, ha avuto una prima risposta magari? Ha avuto un chiarimento? Sì, la prima risposta è già arrivata perché, ripeto, lunedì c'è il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, che è l'organismo preposto per affrontare i casi di emergenza. Siamo in una situazione emergenziale e quindi le forze responsabili delle varie forze di polizia lunedì si confronteranno anche con me, con il prefetto, con lo stesso questore, per fare il punto della situazione e vedere di prendere dei provvedimenti più determinati, più forti per arginare questi fenomeni. Senta, torno alla domanda originaria perché comunque la gente sta scrivendo, ha scritto anche su Facebook e ci sono già arrivati 3-4 messaggi dicendo sì, serve l'esercito. Lei esclude tutto questo tra i vari provvedimenti che magari potrà chiedere lei direttamente, oltre ai fogli di via che ha già chiesto, oltre al fatto che le forze dell'ordine devono fare il loro dovere con maggior forza. Aggiungo anche che magari le leggi servirebbero in questo momento, perché ovviamente... C'è carenza legislativa su queste cose perché queste persone dovrebbero essere rimpatriate, essere rispedite rapidamente a casa loro, però sappiamo che ci sono delle lungaggini,
bisogna controllare se sono dei perseguitati politici, perché molti di questi hanno chiesto l'asilo politico, quindi c'è tutta un'indagine burocratica che determina tempi molto lunghi. Per quanto riguarda l'esercito è già stato presente in città, ricordo, per controllare la Cavarzerani, un luogo dove le persone sono in quarantena anche adesso, perché si sono verificati casi di coronavirus, e quindi sarebbe auspicabile che l'esercito tornasse a controllare i perimetri della Cavarzerani. Vederlo in città non penso che siamo a questo livello, anche perché non vorrei turbare un po' l'immagine della città di Udine di vedere una città militarizzata. Io ho fiducia nelle forze dell'ordine, la Polizia di Stato, ripeto, i carabinieri, che hanno la possibilità con i loro mezzi di poter intervenire e dare sicurezza ai cittadini. Sindaco, le chiedo se per lei, perché ce l'ho scritto un altro telespettatore, se per una rissa di questo tipo secondo lei siamo già in emergenza. Sono fatti che non sono accaduti nel passato, sono cose che la città di Udine non è abituata a vedere. Quindi 10 ragazzi che fanno questo tipo di azioni molto preoccupanti sono cose che impongono delle misure restrittive. Ripeto, c'è già la possibilità di esperlerli con il foglio di via, ma sarebbe ancora meglio rimpatriarli, tornare a rispedirli a casa loro. Non so se sono pakistani, se sono afghani, probabilmente sono arrivano da quelle parti, quindi non merito che restino in Italia a delinquere con queste forme. Senta, lei ormai governa da 2 anni e mezzo, no, se non sbaglio, quasi 3 anni. Forse questa è, diciamo, la battaglia sua un po' più difficile in questo momento, perché lei comunque si è battuto per il porta a porta dei rifiuti e l'ha portato avanti. Poi c'è stato le varie sperimentazioni di via Mercatovecchio e dopo è riuscito ad arrivare alla pedonalizzazione. Però sembra quasi irrisolto questo problema. È un problema molto difficile perché continuano ad arrivare i clandestini. Purtroppo la rotta balcanica è una rotta aperta, è difficile controllare i confini, anche se qualche volta vengono respinti in Slovenia e in Croazia, però ci sono grossissime difficoltà e riprenderà adesso che arriverà la bella stagione, ritorneranno ad entrare clandestinamente sul territorio italiano e la prima tappa è proprio la città di Udine. Perché? Perché in giro per il mondo Udine è vista come una città di buonisti. Probabilmente l'esperienza delle giunte ONSEL hanno lasciato tanto spazio a questa immagine, e secondo me è un'immagine che dobbiamo subito limitare, perché a Udine si viene se c'è un posto di lavoro, a Udine si devono rispettare le regole, a Udine ci si comporta correttamente. Chi non adotta questi comportamenti non merita restare in città. Allora, qualcuno ci scrive che questo episodio è figlio di troppa tolleranza verso alcune persone. E qualcun altro dice, ma le telecamere servono a qualcosa? Le 67 telecamere che sono costate 600.000 euro, qualcuno forse è ben informato, non lo so se è esattamente questa cifra, ma le telecamere servono a qualcosa? La cifra è questa, non sono 60 ma sono 200 telecamere, quindi i numeri sono molto più elevati. Tra l'altro non sono ancora state installate tutte, dobbiamo iniziare la nuova installazione. Le telecamere servono perché con le telecamere si individuano queste persone e quindi c'è la prova di quello che commettono, di quello che fanno, e si riescono anche a risalire agli individui. È una misura molto efficace avere le telecamere, perché sennò si brancolerebbe nel buio, non si saprebbe chi sono i responsabili di questi episodi. Senta, le faccio ascoltare un minuto veramente dei negozianti che abbiamo raccolto le nostre testimonianze oggi con Paolo Treppo, magari dopo le lascio l'ultimo commento. Paura, Paolo? Sì, tanta paura, in un primo momento non riuscivamo a capire quello che stava succedendo, il motivo anche perché stava succedendo, e abbiamo capito poi che c'era una rissa tra diverse persone, erano circa 8 persone, hanno comunque poi preso anche le locandine sbattendosele, diciamo, addosso tra di loro. Noi siamo rimasti chiusi nel negozio per paura di quello che potesse capitare anche a noi. Questa zona è una zona residenziale molto tranquilla e vogliamo che resti così tranquilla comunque.
Brutto vedere, brutta cosa in pieno pomeriggio su una via importante di Udine, proprio di fronte a tutti i clienti che tra l'altro sono scappati, si sono alzati e andati via perché avevano paura che queste persone avessero qualcos'altro in mano, oltre il fatto di aver preso la locandina del locale accanto del tabacchino per darsi addosso con tutto ciò che trovavano. Spero di non vedere mai più, perché veramente è una preoccupazione per il futuro, perché in queste situazioni abbiamo avuto più di una volta trovato sul marciapiede piante buttate a terra o il dehors spostato e così avanti, perciò viste in diretta hanno un altro impatto, paura e preoccupazione. Veramente un minuto, Sindaco, cosa si sente di rispondere a questi negozianti? La massima solidarietà ai negozianti, perché chiaramente loro svolgono la loro attività commerciale, quindi a vedere questi episodi creano paura e soprattutto allontanano un minimo i clienti che vogliono avvicinarsi a questi luoghi di commercio, ma soprattutto sono cose che non si possono tollerare, perché vedere dei ragazzi che si menano in questo modo e poi purtroppo sappiamo che molte volte dalle botte fatte con le mani si passa al coltello, magari alla bottiglia rotta, ci sono metodologie che purtroppo portano poi a delle vittime, a dei ferimenti, a delle cose molto gravi. Quindi ripeto, sono cose che non dobbiamo assolutamente accettare, ecco perché chiedo più attenzione per chi è preposto all'ordine pubblico. Chiedo anche alla popolazione di aiutarci in questo momento, quindi di segnalare quando vedono fenomeni di questo tipo, chiamare subito la polizia, i carabinieri, la polizia locale del comune, perché dobbiamo intervenire, dobbiamo bloccare questi fenomeni che certo non fanno parte di una città civile della storia della città di Udine, del nostro Friuli. Peraltro mi è arrivato anche un messaggio, non nel tablet ma nel mio cellulare privato, solo la informo di questo, mi hanno detto che ci sono anche presenze di siringhe dalle parti del Gervasut, se vuole andare a controllare, non proprio il Gervasut ma di fronte, dovrebbe esserci un dormitorio, mi dicono, di persone, non so, se lei è al corrente o meno di queste situazioni. Perché ci sono vari dormitori. Tutto da controllare, perché mi scrivono, quindi non sono certo di questo. Certo che dobbiamo controllare, perché ne abbiamo trovati di alloggi abusivi, di alloggi di fortuna e soprattutto lo spaccio della droga, perché sappiamo che queste persone si sostentano con il commercio della droga, un'altra piaga terribile per la nostra città. Ecco perché non possiamo tollerare queste cose, perché ne va un po' del futuro dei nostri giovani e soprattutto l'immagine di una città che non è questa. Udine è una città del commercio, del tempo libero, della cultura, di stare sereni e non certo di vedere ragazzi che si azzuffano o che spacciano la droga. Grazie Sindaco per essere intervenuto alla nostra trasmissione e le auguro buona serata. Grazie, grazie anche a voi. Andiamo in pubblicità e poi sentiamo l'opinione dell'opposizione. Bentornati a Screenshot per questa puntata dedicata al fatto di violenza accaduto ieri a Udine. Sono arrivati tantissimi messaggi, almeno una ventina o una trentina anche su Facebook, quindi intanto vi ringraziamo per aver accettato anche voi di scriverci e aver dato le vostre idee. Una risposta però servirebbe da parte della politica. Sappiamo che lunedì verrà convocato questo tavolo della sicurezza pubblica, l'ha appena annunciato il sindaco, su questo episodio, ma anche su altri insomma, che sono accaduti. Sentiamo un po' se ci danno quelle risposte anche da una parte Vincenzo Martinez, segretario cittadino del PD, e poi Enrico Bertossi, consigliere, capogruppo di Prima Udine. Buonasera. Allora, inizierei da Martinez, prima di tutto, perché prima Fontanini, se non sbaglio, anzi l'ha detto, insomma, se questo accade è anche effetto lungo della giunta Onsel. Lei non c'era 5 anni prima, però condivideva, insomma, le idee di Onsel, no? Se non sbaglio. Buonasera, ma intanto io credo che dobbiamo essere seri quando parliamo
di queste cose. In passato questa cosa qui, come ha detto lo stesso Fontanini intervistato, non era mai successa, nemmeno quando in città c'erano migliaia di stranieri presenti. Quindi io direi che forse appunto il sindaco dovrebbe affrontare con più serietà questa cosa. Ho visto che ha scritto una lettera al questore, ho paura che abbia sbagliato indirizzo perché era una lettera da inviare al prefetto. E, insomma, ha messo anche un po' in dubbio, direi, l'attività della Polizia di Stato. Io non credo che servano queste cose, forse servono una furberia del sindaco che con una lettera fa capire che non è colpa sua, ma è colpa di qualcun altro. In questo caso mi sembra che sia colpa del questore addirittura. Però fuori da queste cose un po', insomma, un po' cafoncelle anche istituzionalmente, credo che al questore piuttosto che al prefetto è meglio telefonargli e cercare di trovare una soluzione insieme. Mi sembra che il sindaco dopo 3 anni, che è qui, non so, forse qualche domanda se la deve fare, se sta facendo tutto quello che serve. Se far sì che la polizia sia caricata con manganelli, spray, pistole, poi ci sono le telecamere, taser, insomma una serie di equipaggiamento, poi anche la polizia privata per strada, sia utile. E se basti solo questo, e questo è il punto. Ecco. Per chiudo su questo, ma solo per dire che per risolvere questo problema ci vuole anche la prevenzione. E questo il sindaco, nella sua veste di primo cittadino, ancora non l'ha messo in piedi. Ecco, volevo sapere anche l'opinione di Bertossi su questo, su quello che ha detto Martinez. E poi io ho scritto qua nella puntata di oggi, la legge, violenza a Udine, serve l'esercito. Secondo lei serve l'esercito? Allora, innanzitutto il problema più grosso che ha Fontanini, e con lui la città purtroppo, è che ha fatto tutta la campagna elettorale nel 2018 sul problema della sicurezza e dei profughi, e che una volta eletto, ci ricordiamo tutti bene, il titolo a 9 colonne sul quotidiano locale: con me Udine sarà più sicura. Dopo 3 anni è vero che non ci ha detto se nel 2050 come i progetti della ferrovia interrata o prima, però dopo 3 anni questo attesta il suo sostanziale fallimento, o meglio il fallimento di una propaganda che ha fatto incessantemente per 3 anni e durante la campagna elettorale, che non ha portato a nessun risultato concreto. Adesso la colpa è degli altri, come sempre, con la colpa del questore. Allora, io non mi ricordo che il questore abbia mai fatto campagna elettorale e abbia chiesto i voti ai cittadini sulla sicurezza. Fontanini l'ha fatto, quindi dovrebbe rispondere di quello che è stato fatto in questi 3 anni. Io, fra l'altro, ho sempre votato a favore delle delibere per il rientro della polizia municipale nel comune di Udine, per un migliore equipaggiamento, ma il problema non è solo quello. Il problema è che lui non riesce a rapportarsi con le altre forze dell'ordine, con le altre istituzioni in maniera civile. Lui oggi ha scaricato con una letterina, come fa sempre, tutte le responsabilità sulla questura, quando invece avrebbe dovuto da tempo, ma da molto tempo, coordinarsi con il prefetto e con gli altri organi di polizia per migliorare il presidio e il controllo della città. La questione dell'esercito poi, che suscita scalpore, credo anche nello stesso Martinez, secondo me è molto semplice. Se le forze dell'ordine hanno personale in numero adeguato per far fronte al controllo del territorio, è chiaro che non serve l'esercito, come non servirebbe nemmeno per vaccinare e per altre incombenze. Se invece c'è, come si sono sempre lamentati, una carenza di personale per cui non si riesce a garantire un presidio efficace del territorio, si può certamente chiedere aiuto all'esercito, ma senza militarizzare la città. L'esercito è impegnato in queste settimane anche per la campagna di vaccinazione, ad esempio. Certo. Credo che nessuno si sia spaventato nel vedere militari che aiutano logisticamente la campagna di vaccinazione. Per cui Certo. se non ce la fanno si chiede l'aiuto dell'esercito, tutto qui.
il problema è che Fontanini fa solo propaganda e fatti se ne vedono sempre di meno. Torno a Martinez, qualcuno scrive tra i messaggi, uno manca il coordinamento tra il sindaco e le forze dell'ordine, qualcun altro dice perché non creare dei comitati cittadini che in presenza di certi fatti allertano le forze dell'ordine? Non so se invocano le ronde in questo caso. Secondo lei, no. ma queste persone, no, ok, va bene, magari non invocano le ronde, ma magari dei messaggi su WhatsApp, non lo so esattamente come vogliono fare, ma con queste persone che si scazzottano in questo modo, come si può farle integrare? No, guardi, il problema non è integrare, il problema è prevenire, l'ho detto prima, no? Allora, la prevenzione non si fa soltanto con la polizia e le telecamere, si fa anche con dei progetti sulle strade, sulle vie, su via Roma, su Borgo Stazione, che tirino dentro i cittadini attivi e tutti quelli che si comportano bene lì. Perché se succede questo, come è successo anche nelle grandi città italiane, quindi voglio dire, noi abbiamo una superficie interessata da questo problema che rispetto ai quartieri di Milano, no? Diciamo, è affrontabile. È affrontabile però se i cittadini vengono coinvolti, quando positivamente si mettono a disposizione e sono aiutati dall'amministrazione comunale. Questo aspetto, cioè il fatto che l'amministrazione comunale aiuti i comitati dei cittadini a verificare quello che succede, a riempire gli spazi vuoti, a emarginare chi lavora male, a identificare chi delinque, questa è una cosa che va messa in piedi con un duro lavoro di relazione con chi vive nei quartieri e che mi sembra di poter dire, dopo 3 anni, Fontanini non ha fatto perché purtroppo ho paura non sia capace di farlo. E questo è il punto. E ci sono degli esempi che potrei fare, ma ci vuole una trasmissione su questo, no? E sono disponibile ovviamente a tornare sull'argomento. Ci sono dei casi che spiegano che se noi saniamo il quartiere con delle cose positive che si possono fare col tempo, insieme ai cittadini, insieme poi alle azioni delle forze dell'ordine, si tramuta in senso positivo la vita del quartiere. È già successo, si può fare, ma ci vuole lavoro. Si può fare, Bertossi, quello che dice Martinez, lei è d'accordo? Sicuramente c'è molto lavoro da fare, anche per chiedere il rispetto delle regole. Come dice giustamente Martinez, chi rispetta le regole e vuole integrarsi è il primo che condanna gli episodi di ieri, però in generale non è che dire stranieri è sinonimo di delinquenza e di violazione delle regole. Ci sono alcuni episodi come quelli di ieri che secondo me dovrebbero essere repressi severamente, perché questi, se sono ospiti nostri, devono rispettare le regole, altrimenti se ne tornano a casa loro. Su questo io la penso in maniera molto, molto decisa. Però ci sono un sacco di persone, ma veramente tante nella nostra città, che lavorano, producono silenziosamente, partecipano alla vita sociale, che arrivano da etnie molto, molto diverse, molto lontane da noi, e che hanno i figli magari nati qua, che insomma con tutti i problemi che abbiamo noi li hanno certamente anche loro. Ecco, su queste cose bisogna lavorare. L'altro giorno c'è stata una pagina sui cassonetti che sono stati bruciati in via Riccardo Di Giusto, nel quartiere est, e c'era nessuno avrà notato, ma c'è stata una specie di pagina comica, perché nell'articolo c'era l'assessore Ciani che stigmatizzava dicendo che non è una cosa che fanno i friulani, cioè lasciando intendere che era sicuramente opera di stranieri, di profughi, di chissà chi. E invece sotto c'era l'articolo sul piromane precedente che era invece autoctono, friulano e di provato DNA. Allora, da una parte si cerca sempre un capo espiratorio di origine straniera, dall'altra invece vediamo che questi episodi precedentemente erano stati fatti ed eseguiti da persone italianissime, anzi friulanissime. Allora, non bisogna generalizzare, bisogna aggredire i problemi seriamente, cosa che Fontanini non è in grado di fare, perché il suo DNA è fare propaganda. Lui ha
giocato la carta della sicurezza, adesso si ritrova una città che non è mai stata così problematica e la colpa cerca di scaricarla sulla questura, Allora, sbagliando io l'obiettivo. la interrompo Bertossi solo per chiedere 30 secondi, veramente l'uno, ma 30, perché qualcuno ci dice, qualche cittadino, anche negoziante ci ha scritto, perché non si costituisce una commissione sulla sicurezza fatta dai consigli comunali e dai cittadini. Velocissima, è possibile farlo? Sì, certo, è possibile Rispondo farlo. io, ma certo, Anzi, ma ci magari sono è consiglieri una di delle cose che maggioranza dovrebbe... l'hanno chiesta, Scusa. ma neanche loro sono stati ascoltati dal sindaco. Quindi per lei Bertossi sì, anche per lei Martinez, magari prendete appunti, ecco, perché Certo, qualcuno ci sta scrivendo, no. già 2 persone. Non solo prendiamo punti, ma è una cosa che il sindaco dovrebbe fare, cioè uno dei fronti che dovrebbe attivare è il legame con le istituzioni, cioè con le opposizioni, per vedere quali sono i loro punti di vista, perché la sicurezza non riguarda solo lui, riguarda tutti noi. E quindi attraverso uno strumento del genere si possono anche avvicinare i comitati, i gruppi di cittadini tutti insieme per trovare la soluzione. Va bene, ci è arrivato Ma due segnalazioni. bisogna lavorare ed essere seri. Sì, sì, ci sono arrivate 2 Non dare segnalazioni. colpe agli altri. In 2 secondi bisogna essere anche onesti su queste cose. Ci sono dei consiglieri di maggioranza, non faccio i nomi perché insomma dopo me ne dimenticano qualcuno, che sono andati dal sindaco a chiedere espressamente questa cosa e il sindaco molto tempo fa si era impegnato, a oggi non si è fatto niente. Quindi non è una novità questa della Commissione Sicurezza, il problema è che non la vuole fare. Va bene, la vedremo allora anche con il consigliere di maggioranza. Ringrazio i 2 ospiti allora, Martinez e Bertossi, grazie mille. Grazie a voi. Grazie, buona serata. Buona serata. Screenshot torna mercoledì sempre solita ora. Grazie, arrivederci, buon fine settimana.